L'affascinante foresta di Schnellert, situata nel territorio di Berdorf, nasconde grotte di varie dimensioni, tutte con un fascino unico, che aspettano di essere scoperte. Una di queste custodisce nel suo silenzio i fantasmi di storie millenarie. Questa grotta, liberamente accessibile e segnalata, fu scoperta dagli operai forestali nel 1908, quando cercarono riparo da un violento temporale sotto una sporgenza di roccia. Fu trovata un'ampia sala con resti di antiche ceramiche, ossa, caminetti, filatoi e altri interessanti manufatti. Dopo un'indagine scientifica, si è scoperto che la grotta ha avuto una lunga storia di occupazione, dal Neolitico alla fine del III secolo d.C., che ha portato al nome attuale di Grotta dei Celti. Le tracce di insediamento più recenti si concentrano soprattutto nella parte posteriore della grotta, dove si è verificato un crollo. Il professore a capo della spedizione ha avanzato l'interessante teoria che lì ci fosse un'officina di monete, forse addirittura un'officina di monete false, basandosi sul gran numero di monete romane dell'imperatore Postumus ritrovate in perfetto stato. Ha anche scoperto uno scheletro umano nella parte posteriore, sepolto sotto una grande pietra, suggerendo che la fine dell'insediamento è stata causata da un crollo catastrofico. Più in alto, un cosiddetto pseudo-dolmen sovrasta la grotta celtica. Si tratta di una struttura naturale fatta di blocchi di pietra, che ricorda un dolmen. I resti di un uomo e di un bambino del periodo neolitico sono stati ritrovati nello pseudo-dolmen durante gli scavi del 1908 e di nuovo nel 2000, suggerendo che la forma del dolmen abbia ispirato le persone a utilizzare il sito. In questo luogo, storie geologiche si intrecciano con quelle umane, intessendo un'antologia di racconti intriganti e non del tutto svelati.